Tanto tuonò che piovve, i dimoriani lasciano la maggioranza ed escono dalla giunta Firetto. Il divorzio era nell'aria. Da tempo ormai il gruppo Uniti per la città aveva preso le distanze dal sindaco e dal resto della coalizione. Anche nella precedente seduta d'aula, in occasione del voto per l'aumento del costo relativo al piano finanziario per la gestione del servizio di igiene ambientale, il segnale era stato forte e puntuale, ma anche andando a ritroso la linea di condotta dei consiglieri Marco Vullo, Giuseppe Picone, Gerlando Gibilaro e Angelo Vaccarello è stata spesso sul filo di lana, in bilico, ora dentro, ora fuori. Di fatto una lunga separazione in casa, scandita anche da critiche e polemiche, oggi formalizzata durante i lavori dedicati alla question time. Abbiamo da fare una comunicazione all'intera Assisi. Il sottoscritto Picone Giuseppe, Vaccarello Angelo, Marco Bullo e Gibilaro Gerlando, consiglieri comunali, con la presente comunicano di uscire dalla maggioranza e di considerare conclusa l'esperienza con l'amministrazione Firetto. Comunico altresì le dimissioni ufficiali dell'assessore di nostro riferimento, Micciche. E la compagine che fa capo al parlamentare Roberto Di Mauro, capogruppo MPA PDS all'Ars, sbaracca anche dall'esecutivo di Palazzo dei Giganti. L'assessore di riferimento Franco Micciche, che aveva le deleghe alla polizia locale, sanità e attività produttive, stamattina ha rassegnato le dimissioni, allineandosi alla scelta politica adottata. La defezione dei dimoriani complicherà sì la vita al sindaco, ma non lo metterà comunque in crisi in aula. La maggioranza, infatti, seppur in modo risicato, facendo leva sugli alfaniani, su Agrigento cambia e Agrigento rinasce, sul Partito Democratico, ma anche su alcuni indipendenti della prima e forse anche dell'ultima ora, ha ancora i numeri per garantire tra i banchi la copertura all'amministrazione.